Una stele di acciaio alta 3 metri, crivellata da 5 colpi, uno squarcio che vuole ricordare quei 5 colpi di pistola esplosi da un rapinatore 38 anni fa e che uccisero l'agente di polizia Arnaldo Trevisan. La statua è stata scoperta in stazione a Padova dal capo della polizia Vittorio Pisani insieme al questore Marco Dorisio, alle autorità cittadine e ai familiari del poliziotto ucciso in servizio nel 1988 a soli 22 anni. Una cerimonia toccante per ricordare il sacrificio degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, onorando la memoria di quel giovane agente ucciso mentre cercava di fermare dei rapinatori in fuga. Colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore a nome della Polizia di Stato la comunità della città di Padova, in particolare il sindaco, perché hanno scelto questo luogo che non è una nostra questura, una nostra caserma, un nostro ufficio, ma un luogo comune di questa città che è la stazione ferroviaria, ed è un segnale molto importante per ricordare a tutti i cittadini di passaggio dalla stazione il sacrificio che le donne e gli uomini della Polizia di Stato dedicano ogni giorno per la sicurezza del nostro Paese. Il questore di Padova ha voluto leggere uno stralcio del libro scritto dalla mamma di Arnaldo Trevisan. Lunedì 16 maggio, un giorno come tanti altri. Alle 6 del mattino preparo la colazione ad Arnaldo, lo accompagno al cancello, con l'auto prende una direzione insolita. Devo fare il pieno, mamma, non preoccuparti, ci vediamo alle 13:30. Sono le ultime parole che ascolto dalla sua voce. Il capo della polizia ha deposto una corona di fiori vicino al monumento che si trova proprio all'ingresso della stazione. La scultura, al calar della sera, si illumina dall'interno di una luce blu, il blu dei lampeggianti delle volanti della Polizia di Stato, a simboleggiare il colore della memoria che continua a vivere, rendendola visibile nel buio della notte.